Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Questo pomeriggio le forze militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno attuato una misura cautelare di custodia carceraria decisa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale nei confronti di Francesco Mulè, sospettato di essere il capo attuale della famiglia mafiosa di Palermo Centro e di essere coinvolto in estorsione. I vigili del fuoco di Linguaglossa sono intervenuti la notte scorsa per un incidente stradale verificatosi nella strada statale 120 tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa. Coinvolte due autovetture, di cui una Fiat 600 con a bordo madre e figlio rispettivamente di 40 e 19 anni ed una Volkswagen Golf con a bordo un giovane di 26. È stato constatato inoltre il decesso del ragazzo di 19 anni insieme alla madre. Una scossa di magnitudo 7.8 è stata avvertita al confine tra la Turchia e la Siria, alimentata dalla faglia est-anatolica esattamente nel punto triplo nel quale convergono il blocco anatolico, arabico e africano. Il bilancio di vittime di quanto accaduto è agghiacciante, nonostante sia ancora destinato a salire. Sono infatti attualmente 2.300 i morti accertati. Niente allerta meteo per la giornata di domani, 7 febbraio 2023 in Sicilia, ma temperature decisamente glaciali. Cieli coperti in quasi tutte le province con rischio piogge e temperature in rapida discesa. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Palermo e Trapani con massime di 10 gradi. Le più gelide invece si confermano Caltanissetta, Enna e Ragusa, con minime rispettivamente di 0 gradi, meno 5 e 1 grado. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.